Alice Schembri si lanciò dalla Rupa Atenea, prosciolti dall'autorità giudiziaria i 2 giovani imputati. Vasta operazione per il controllo del territorio nell'Agrigentino da parte della Guardia di Finanza, dei Carabinieri e della Polizia di Stato. Un 45enne agrigentino picchiato e bastonato nella via Atenea. Si è scagliato contro i Carabinieri un 19enne tunisino di Raffadali. Ispezione dei Carabinieri dell'Ispettorato del Lavoro in 2 cantieri edili a Canicattì e Grotte. Presentato oggi ad Agrigento il primo biodistretto agroecologico in Sicilia. Una lettera al Presidente della Regione Schifani da parte del Movimento per la Sostenibilità Ambientale Alessio Lattuca chiede di ritirare in autotutela la proroga per la realizzazione del rigassificatore a Porto Empedocle. Domenico Armenio è il neopresidente dell'Ordine degli Ingegneri di Agrigento, nostra intervista. Una vistosa buca in via Empedocle crea gravi problemi e pericoli agli automobilisti agrigentini. Manca il tombino. La Castrum Favara presenta il nuovo direttore sportivo Catania, riconfermato l'allenatore uscente Infantino. Benvenuti col nuovo appuntamento di oggi, giovedì del 3 luglio. Si tolse la vita perché costretto a fare sesso di gruppo. 2 imputati sono stati prosciolti. Parliamo del suicidio della giovane agrigentina Alice Schembri, avvenuto il 18 maggio del 2017, che si lanciò dalla Rupa Atenea di servizio. Il giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Palermo, Antonina Pardo, ha emesso la sentenza dopo aver preso atto che i 2 imputati hanno svolto il periodo di lavoro di pubblica utilità a servizio delle 2 strutture assistenziali e quindi superato il periodo di prova. Quindi sono stati prosciolti per estinzione del reato, dopo la messa alla prova della durata di 1 anno. Si tratta dei 2 giovani all'epoca 17enni finiti nei guai per la morte della 17enne agrigentina Alice Schembri, che si è tolta la vita buttandosi dalla Rupa Atenea di Agrigento, dopo essere stata costretta a fare sesso di gruppo e ripresa con i cellulari 2 anni prima. Il pubblico ministero Massimo Russo aveva chiesto il processo per i 2 giovani, oggi 26enni, coinvolti nell'inchiesta che tra il 2014 e il 2015 non avevano ancora compiuto 18 anni. I 2 si sono sempre difesi, sostenendo di non avere costretto la ragazza a fare sesso, ma di avere avuto con lei un rapporto consensuale. I loro legali, Daniela Posante e Marco Giglio, in ogni caso avevano chiesto, ottenendola, la messa alla prova davanti ai giudici della prima sezione penale del Tribunale di Agrigento, presieduta da Alfonso Malato. Invece è in corso di svolgimento il dibattimento a carico degli altri 2 ragazzi coinvolti nella drammatica vicenda, un 26enne e un 27enne, accusati di violenza sessuale di gruppo e produzione di materiale pedopornografico. La ragazza aveva annunciato il soggetto con un post pubblicato sulla sua pagina Facebook. Nessuno di voi sa e saprà mai con cosa ho dovuto convivere, scrisse la ragazza prima di uccidersi. Quello che mi è successo non poteva essere detto, io non potevo e questo segreto dentro di me mi sta divorando. Parole terribili che raccontavano anche il tentativo della vittima di farsi forza e convivere con il suo dramma, e alcuni momenti ci riuscivo così bene, spiegò nel post, che me ne fregavo, ma dimenticarlo mai, non potrò averla vinta, come però non posso continuare a vivere così, anzi a fingere così. Il corpo senza vita della giovane è stato poi ritrovato sotto il muraglione della Rupa Atenea di Agrigento, dove si era lanciata nel vuoto a fare luce sulla vicenda. Fu allora le indagini della squadra mobile di Agrigento, gli agenti avevano scoperto alcuni video che immortalavano la quindicenne mentre faceva sesso di gruppo con 4 ragazzi. Un servizio congiunto di controllo straordinario del territorio di Agrigento, coordinato dal Comando Provinciale dei Carabinieri, da quello della Guardia di Finanza, è stato effettuato nel pomeriggio di ieri in città. Nel pomeriggio di ieri è stato effettuato un servizio congiunto di controllo straordinario del territorio ad Agrigento, coordinato con il Comando Provinciale Carabinieri e il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Agrigento. Ai servizi hanno concorso equipaggi della sezione della Polizia Stradale,
coadiuvati dal reparto prevenzione e crimine di Palermo e da unità cinofile della questura di Palermo. Al team interforze hanno partecipato anche equipaggi della polizia locale e personale specializzato dell'Ispettorato del Lavoro e dell'ASPI di Agrigento. L'attività diretta al controllo di esercizi commerciali, alla prevenzione e repressione di reati di tipo predatorio e di spaccio e lecita detenzione di sostanze stupefacenti ha conseguito i seguenti risultati: controllati 160 persone, 55 veicoli, 11 sottoposte a controllo con etilometro, elevate 4 sanzioni amministrative per violazione al codice della strada ed è stato operato un sequestro di sostanze stupefacenti e una segnalazione amministrativa per reati in materia di droga. Sono stati controllati 5 esercizi pubblici, di cui una sala giochi. Sono stati sospesi 3 esercizi commerciali per illeciti amministrativi e illeciti igienico-sanitari, elevate 7 contestazioni amministrative e sequestrate 380 sigarette TLE prive del sigillo del monopolio di Stato. L'intensificazione dei controlli conferma ancora una volta l'impegno di tutte le forze di polizia degli enti locali nel garantire la sicurezza pubblica e il rispetto della legalità sul nostro territorio. Protagonisti della violenza, 2 giovani che hanno agito per motivi ancora non del tutto chiari. Un 45enne agrigentino è stato picchiato nella centralissima via Atenea, a pochi passi dai locali della Movida, colpito con un bastone a pugni e schiaffi da 2 giovani che hanno agito per motivi ancora sconosciuti. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo avrebbe avuto un alterco con i 2 individui che dalle parole sono passati ai fatti. Ad avere la peggio è stato il 45enne che è rimasto ferito. Un'ambulanza del 118 è intervenuta e lo ha trasferito all'ospedale San Giovanni di Dio, dove è stato riscontrato un lieve trauma cranico. Al via ora le indagini per risalire all'identità dei 2 giovani e chiarire il motivo dell'aggressione. È stato visto aggirarsi in strada armato di coltello e alla vista dei carabinieri, accorsi dopo alcune segnalazioni al 112, si è scagliato contro di loro. Senza non poca difficoltà è stato bloccato, protagonista un 19enne di nazionalità tunisina residente a Raffadali. Il giovane è stato arrestato per l'ipotesi di reato di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Dopo le formalità di rito, su disposizione del magistrato di turno della Procura della Repubblica di Agrigento, è stato accompagnato nella propria residenza in regime di detenzione domiciliare. L'arma da taglio descritta in maniera chiara e precisa dai passanti e residenti non è stata però trovata. L'individuo, quasi sicuramente alla vista dei militari, l'avrà gettata da qualche parte. Tutto quanto si è verificato l'altro notte, poco dopo l'1. L'indagato, senza un motivo, con in mano un coltellaccio, è stato notato in alcune strade del centro. Immediate le segnalazioni al centralino di emergenza. Nei giorni scorsi personale ispettivo del contingente in servizio ad Agrigento è stato impegnato in una serie di controlli nel settore dell'edilizia in 2 centri della provincia. A Canicattì, all'interno di un cantiere, è stata trovata a operare una ditta che è risultata priva della patente a crediti. Gli ispettori dei carabinieri hanno provveduto a allontanarla dal cantiere, intimandole di non operare in altri luoghi sino all'ottenimento della patente a crediti. Una seconda ditta che operava senza la patente a crediti è stata trovata in un cantiere edile a Grotte. Anche in questo caso l'impresa è stata allontanata dal cantiere con intimazione a non operare sino all'ottenimento della patente a crediti. Al committente è stata irrogata una sanzione per non avere verificato il possesso della patente da parte della ditta affidataria dei lavori. Le sanzioni elevate ammontano a circa 2.700 euro. Gaetano Calvagno non fa passi indietro. Il presidente dell'Assemblea regionale siciliana, indagato per corruzione dalla Procura di Palermo, ha scelto la linea della resistenza. L'AS deve andare avanti. Sentiamolo in questa dichiarazione.
Non posso aggiungere altro rispetto a quello che ho dichiarato in aula. È un video che rimane e quindi si può semplicemente anche vedere serenamente da casa nei siti. Ho voluto fortemente anticipare alla seduta di giorno 8. Come sapete oggi dovrò andare a Bruxelles, ma ho sentito più l'esigenza di non sottrarmi all'aula rispetto a qualsiasi altro genere di appuntamento. Sono molto soddisfatto e contento che i deputati, non solo di maggioranza, ma anche di opposizione, abbiano gradito questa mia apertura nel fare un vero e proprio dibattito, perché la mia poteva essere semplicemente una comunicazione. Invece, nel rispetto di quello che è stata una riunione fatta in capigruppo, dove non ho fatto prevalere la logica dei numeri e quindi dei capigruppo chiaramente che mi avrebbero portato in vantaggio sotto il profilo numerico, perché immagino che i capigruppo di maggioranza siano di più di quelli di opposizione. Ho semplicemente sancito la regola che se anche un solo deputato avesse voluto fare il confronto non ci sarebbe stato nessun genere di problema, e così infatti è stato. Chiaramente rispetto a qualsiasi altra dinamica, in funzione del fatto che non vorrei in nessun modo interferire nei confronti di chi in questo momento ancora oggi sta indagando, mi limiterei soltanto a questo. Sono venuto io incontro a voi, non era previsto alcun genere di punto stampa, però non mi sono sottratto all'aula, non vedo il motivo per il quale io debba sottrarmi ai giornalisti, anzi che ringrazio per il lavoro che stanno facendo, perché stanno raccontando di cosa si sta parlando, e quindi meglio che ci siano determinate informazioni. Certo, sarei stato più felice se determinate cose le avessi potute sapere anche io o ce le avessi anche io. Io ancora non tutte le informazioni che circolano sinceramente non ce le ho in possesso, ma mi auguro di poter risolvere quanto prima rispetto a tutte le questioni giudiziarie. Fiducioso? Grazie, credo. Presentato oggi presso il foyer del Teatro Pirandello il biodistretto agroecologico Valle dei Templi, il primo in Sicilia. Presentato stamani il biodistretto agroecologico Valle dei Templi presso il foyer del Teatro Pirandello di Agrigento. È il primo in Sicilia. Ai sensi della normativa dell'Unione Europea, i distretti biologici o biodistretti sono aree geografiche in cui si pratica e si promuove l'agricoltura ecologica, coinvolgendo attivamente cittadini, istituzioni, agricoltori e altri attori della filiera. Un biodistretto che è stato riconosciuto ufficialmente il 12 giugno, quindi il giorno della conclusione del congresso di agroecologia, riconosciuto dalla regione siciliana, ed il primo biodistretto agroecologico italiano e siciliano come riconoscimento, quindi siamo a norma conforme. Il biodistretto chiaramente questo biodistretto agroecologico Valle dei Templi comprende sia il comune di Agrigento ma anche tutti i comuni limitrofi, quindi 13 comuni, quindi una vasta area, con l'obiettivo di promuovere un modello di agricoltura che oggi sappiamo essere in grande crisi, che sia sana per l'ambiente, per i cittadini, per chi produce. Quindi un momento trasformativo di questa società. C'è un grande lavoro, siamo solo al punto di partenza. Ecco, quali saranno le prossime iniziative in itinere? Ma le prossime iniziative, intanto, quando un biodistretto viene riconosciuto dalla Regione Siciliana, vuol dire che già c'è un piano, c'è un programma. Quindi è un programma che dobbiamo attuare. Questo programma si sostanzia intanto nell'andare nei vari comuni che fanno parte, quindi territori del biodistretto, incontrarsi con gli agricoltori, con i tecnici, con le amministrazioni, intanto per dire che cosa siamo e che cosa vogliamo fare. E quindi fare una serie di programmi, il programma è triennale, poi viene rinnovato ogni 3 anni, per indicare quali sono le vie da percorrere. Diciamo, il lavoro è grande, ma una precisazione: oggi il biodistretto o i distretti biologici sono le entità riconosciute dall'Unione Europea per promuovere la politica agricola del futuro. E il nostro territorio, la nostra provincia, a che punto è in questo senso? Allora, abbiamo molti vantaggi e alcuni svantaggi. I vantaggi sono che è ancora una provincia dal punto di vista naturalistico abbastanza idonea, quindi poca distruzione,
anche perché dove ci sono i biodistretti tutte le attività, non solo quelle agricole, devono essere conformate alla sostenibilità. E dall'altro canto ci sono delle crisi che accomunano tutta l'agricoltura del sud Italia, siciliana, per vari motivi, che oggi non ci dilungheremo, che vanno guidate, seguite attraverso quella che viene chiamata la transizione agroecologica. C'è molto lavoro. Ecco, questo caldo come incide sulle colture agricole? Approfitto per l'occasione. Il caldo incide, è una delle variabili che complica un pochettino le attività di chiunque voglia fare programmazione, perché queste variazioni climatiche, chiamarle cambiamenti climatici è complesso, ma ci sono, incidono chiaramente sui cicli produttivi. Basti pensare che oggi la linea della produzione della viticoltura o dell'olivicoltura si è innalzata nel mondo, in Europa, proprio perché il riscaldamento sta variando questi cicli biologici. E quindi là anche il biodistretto deve affiancare gli agricoltori secondo le migliori scelte, fatte con criterio, con gli aspetti tecnici, scientifici, e seguirli sul luogo, perché oggi gli agricoltori, spesso, dobbiamo dirlo, sono stati abbandonati. Dimenticavo anche un fattore importante per concludere: la grave siccità in cui il comparto agricolo purtroppo... La grave siccità è uno dei problemi però che abbiamo in parte voluto noi, perché considerate che in Sicilia l'agricoltura assorbe sia direttamente che indirettamente per malfunzionamenti di dighe, eccetera, il 70% del fabbisogno irriguo regionale. Quindi c'è un problema nel problema. E allora proprio le politiche di risparmio idrico, di efficientamento idrico, rientrano pure nei criteri di un biodistretto. Diciamo è un tutto tondo sul problema agricoltura. Anche la Confagricoltura fa parte del biodistretto. Sì, la Confagricoltura chiaramente è un'organizzazione categoria che rappresenta gli imprenditori agricoli, ed è chiaro che è fondamentale l'apporto degli imprenditori, perché un biodistretto senza gli agricoltori non avrebbe senso di esistere. E quindi con i nostri soci e con tutta la nostra organizzazione siamo a disposizione e stiamo lavorando per valorizzare e far andare avanti questa bellissima realtà che abbiamo creato in provincia di Agrigento. Tra l'altro è il primo in Sicilia. Sì, è il primo in Sicilia, ma dobbiamo mandarla avanti, perché non si costruiscono solo le cose, è difficile mandarla avanti, appunto. Emanuele Giunfrido presente a questa iniziativa di oggi perché l'azienda Airone è, diciamo, una delle prime capofila di questo nuovo distretto. Sì, noi abbiamo aderito con grande interesse alla partecipazione di questo biodistretto, perché chiaramente non è solo un'adesione, ma è una trasformazione aziendale, è un modo diverso di concepire l'aspetto agricolo e tutto ciò che lo circonda, quindi dalla biodiversità alla produttività. E Domenico Armenio, il nuovo presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Agrigento. Armenio proseguirà con impegno e tenacia il lavoro per la realizzazione delle infrastrutture, cui la nostra provincia è carente da anni, e il lavoro per la realizzazione del futuro aeroporto di Agrigento. Vi proponiamo l'intervista al neopresidente Armenio. Mimmo Armenio, nuovo presidente dell'Ordine degli Ingegneri. Ingegnere, alla luce della sua esperienza, come intenderà svolgere il ruolo di nuovo presidente e quali obiettivi che vi state prefissando di raggiungere? Voglio premettere che nella seduta del Consiglio dell'Ordine del 23 giugno si è insediato il nuovo Consiglio direttivo, di cui io sono stato onorato di assumere la carica di presidente, Chetti Mula di segretario e Maurizio Simone di tesoriere. L'Ordine ha ormai assunto una figura, un ruolo importantissimo a livello provinciale, perché è di riferimento a tutte le istituzioni, oltre che ai nostri iscritti e all'autorità. Il nostro obiettivo è quello di continuare sulla scia del mandato già trascorso, e quindi di restare punto di riferimento per tutte le istituzioni locali, comuni, consorzi e chiunque volesse collaborare e creare una sinergia con l'Ordine degli Ingegneri di Agrigento, e poi cercheremo di portare avanti tutta la formazione per i nostri iscritti in materia sia nel campo tradizionale, quindi nella materia urbanistica e dei lavori pubblici, ma anche nei campi che adesso si stanno sviluppando,
quale nel campo energetico, nel campo dell'intelligenza artificiale, tecnologie avanzate. Quindi faremo dei corsi specialistici per i nostri iscritti in modo da dare a loro la possibilità di uno sviluppo professionale e quindi sempre al servizio della collettività. Ricordiamo anche il vostro impegno con un convegno organizzato presso il Teatro Pirandello sulle infrastrutture e sul futuro aeroporto di Agrigento. Sono tutte purtroppo battaglie ancora da risolvere per la nostra provincia e per il nostro territorio da sempre carente di queste infrastrutture. Continueremo assolutamente a spingere per la realizzazione delle infrastrutture nel nostro territorio provinciale, e quindi mi riferisco sia alle reti viarie, alle reti ferroviarie, all'aeroporto, in maniera tale da permettere alla nostra provincia di poter anche svilupparsi dal punto di vista non solo turistico ma anche dei servizi e industriale. Quindi questa attività continuerà assolutamente e sarà approfondita con nuovi convegni, seminari a cui naturalmente inviteremo tutte le autorità interessate. Una lettera molto articolata è stata inviata al Presidente della Regione Schifani, dal Presidente del Movimento per la Sostenibilità Ambientale Alessio Lattuca, per chiedere al Governatore di ritirare in autotutela la proroga per la realizzazione del rigassificatore a Porto Empedocle. Sentiamo Alessio Lattuca. Alessio Lattuca del Movimento per la Sostenibilità Ambientale. Ecco, dopo il no purtroppo del TAR e quindi il rigassificatore dovrebbe farsi, lei ha inviato una lettera al Presidente Schifani chiedendo di annullare in autotutela il provvedimento. Vabbè, dovrebbe farsi, non si farà perché noi non ci siamo limitati a contestare nelle sedi del TAR del Lazio il provvedimento emanato dalla Regione Siciliana, ma andremo oltre con il Consiglio di Stato e con il Consiglio di Giustizia europea, perché la questione non riguarda soltanto i gas climalteranti e i danni che potrebbe arrecare questo strumento collocato in un'area bellissima da rivitalizzare piuttosto che da rovinare completamente, cioè la collocazione, o meglio, il fatto che vogliono piazzare questo mostro in un luogo sublime qual è il caos, la dice lunga sui soggetti con cui ci confrontiamo. Appunto per questo noi andremo avanti e intanto abbiamo mandato una nota al Presidente della Regione molto articolata che segue quella che abbiamo fatto al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Abbiamo detto al Presidente della Regione che l'attività che hanno posto in essere è un'attività quantomeno illegittima, per non dire altro, ma politicamente devastante. Perché mentre l'Europa e il mondo va verso la lotta al riscaldamento climatico, dalle nostre parti invece si fa il riscaldamento climatico. Guarda, la Sicilia è sempre in controtendenza. Ho detto al Presidente della Regione che è un fatto anche politico, cioè ha deciso in forma solitaria, da solo, dando mandato al suo assessore Di Mauro, di emettere un provvedimento di proroga di 70 mesi per ultimare, pensate, neanche il lessico italiano, ultimare un progetto, un impianto che non è mai stato iniziato, quindi si ultima qualcosa che prima si inizia. Bene, lasciamo perdere, queste sono quisquiglie, andiamo alle cose serie. Abbiamo chiesto un atto politico, perché un impianto di questo tipo non lo si fa così d'amblè, si colloca in un posto intanto adeguato, ma soprattutto si consultano le popolazioni che devono subire, se no inopinatamente, scelte fatte altrove e non si capisce bene la natura delle scelte fatte. Quindi tutto questo viene elencato in una richiesta di revoca in autotutela del decreto assessoriale numero 45 del settembre 2023, che se andrà avanti intanto creerà ulteriori afflizioni a noi che da anni ci battiamo contro, da oltre 20 anni, con costi enormi, perché prima questi signori, i soliti noti, prima ci hanno chiesto di riposizionare questo ricorso al TAR di Palermo, mentre noi l'avevamo fatto in forma
diciamo, diversa al Presidente della Regione. Poi ci hanno ricostretti a ripresentare questo ricorso al TAR del Lazio, ovviamente per sfinirci sia sul piano morale che sul piano economico, però non hanno capito con chi hanno a che fare. Hanno a che fare con persone la cui pervicacia è stata dimostrata nel tempo e che non hanno nessuna intenzione di deflettere, anzi, per cui chiediamo al Presidente della Regione di fare una cosa da politico, non da politicante, cioè quelle cose che hanno fatto sono delle lordure da politicanti che vanno rimosse al più presto. E da diverse settimane è ben visibile in via Empedocle una buca protetta dalle transenne della protezione civile, come vediamo dalle immagini girate stamattina, che sta recando tante difficoltà agli automobilisti in transito. Il Comune non riesce a trovare un tombino per la sua copertura, sono state tante le lamentele che ci sono arrivate in redazione. Appare strano che in una città dove si stanno spendendo milioni di euro per spettacoli pubblici di cui non si conosce nulla, per Agrigento, capitale della cultura, l'amministrazione comunale e il sindaco Franco Miccichè non riesca a risolvere un problema così piccolo. Certo che è così, non si dà una buona immagine alla nostra città ai tanti che arrivano da fuori. Da parte nostra giriamo la segnalazione a chi di competenza affinché possa risolvere al più presto il problema che interessa gli agrigentini che quotidianamente transitano in una strada particolarmente trafficata proprio nelle adiacenze della casa comunale. Il dottor Sebastiano Bianchini è formalmente il nuovo direttore dell'unità operativa complessa di otorino-laringoiatria del presidio ospedaliero San Giovanni di Dio di Agrigento. Il neoprimario, al termine delle procedure concorsuali, è stato ricevuto oggi dal direttore generale dell'azienda sanitaria provinciale di Agrigento, Giuseppe Capodieci, per la formale sottoscrizione del contratto con il quale assume l'incarico che durerà 5 anni. Oggi presso l'Ance di Palermo la presentazione in anteprima per la stampa di un affresco del 1580, il crocifisso di Bartolomeo Navarrete, ritrovato all'interno di Porta dei Greci sotto Palazzo Porcella de Seta, sempre a Palermo. Il servizio dei colleghi di Palermo. Cosa significa questo ritrovamento per Ance? Al di là del ritrovamento, che è una cosa importantissima, per noi questo è un ulteriore tassello al recupero del palazzo. Già quando l'Ance ha comprato il palazzo, già da un ventennio, ha cominciato un'opera di restauro e di recupero dell'intero complesso. L'associazione dei costruttori, dove siamo sempre considerati come quelli che mettono cemento, che costruiscono case, e che al nostro interno ci sono delle anime che sono restauratori, conservatori, rigeneratori. Quindi il fatto di aver recuperato questo e soprattutto di investire in arte, in cultura, è anche una delle mission che ha l'Ance, quindi siamo particolarmente contenti di questa giornata. Un'opera di restauro certosina, com'è nata questa idea? Ma è nata perché, essendo un palazzo vincolato, ovviamente abbiamo l'obbligo di fare delle indagini abbastanza accurate. Magari poi lo vedrete nella pubblicazione, era pieno di fuliggine, quindi abbiamo fatto dei piccoli saggi e piano piano abbiamo ricostruito tutto questo vano. Insomma, è stata una scoperta giornaliera di questo vano, e poi anche grazie alla collaborazione dell'architetto Vesco abbiamo ricostruito cosa c'era qui all'interno. Nel 1580 il pittore spagnolo, ma di origini ormai cittadino palermitano, Bartolomeo Navarrete riceveva l'incarico per la realizzazione di un grande affresco che avrebbe dovuto ornare per intero la parete di fondo dell'atrio della Porta dei Greci, laddove si teneva l'ufficio della Reggia Dogana. Il centro, il fulcro di questa composizione pittorica era un grande crocifisso, un Cristo in croce, affiancato al di sotto da due figure, la Santa Eulalia e la Santa Cristina, quest'ultima patrona di Palermo. Il tutto era poi incorniciato da un sistema ispirato naturalmente alle regole del quadraturismo, un telaio architettonico anche molto complesso, di gusto rinascimentale, quindi paraste con capitelli anche sofisticati, che si dispiegava per intero sulle pareti perimetrali del vano. Oggi è un'occasione speciale perché secondo me oggi celebriamo 3 importanti risultati. Il primo risultato è quello che mi piace chiamare una sorta di rivoluzione del modo di pensare di questa città. Troppo spesso abituata a pensare che lo spazio pubblico diventa privato, viene privatizzato, viene predato e viene sottratto.
E invece oggi facciamo il contrario, un soggetto privato concorre a riaprire, a restituire al pubblico uno spazio, e questo è una cosa che in questa città sta cominciando a prendere piede ed è per noi la cifra importante del futuro della città. Secondo passo è quello di aumentare il numero di bucature delle mura della città. Queste mura per troppo tempo sono state la chiusura, poi sono state la separazione con il mare. Oggi, attraverso la riapertura delle porte, la riqualificazione delle mura delle Cattive, Palazzo Butera, altre iniziative, la sede del Lance, queste mura tornano a essere porose, permeabili, un'interfaccia. Il terzo elemento importante che oggi celebriamo è la capacità della buona architettura contemporanea, anche piccola, anche una scala o un piccolo intervento, rispettosa del manufatto storico, che è capace di esaltarlo, capace di metterlo nella contemporaneità, invece di combatterlo come se non fossero sempre tutta la grande arte, la grande architettura, sempre contemporanea, qualsiasi epoca possa attraversare. Linea alla regia per la pubblicità. La SACE, società di gestione dell'aeroporto di Catania, comunica che a causa dell'assenza delle condizioni di sicurezza per la navigazione aerea, per la presenza di ostacoli lungo le direttrici di atterraggio e decollo poste a ovest della pista, è stata disposta l'interruzione dei voli in partenza e in arrivo all'aeroporto di Catania, che si sta monitorando l'evoluzione degli eventi che stanno causando tali disservizi. Il problema sarebbe collegato alla presenza di una alta gru rimasta nell'area esterna dello scalo per lavori notturni che non sono della società aeroportuale catanese e che è rimasta bloccata e non è stata ancora possibile smontarla. Sulle varie ipotesi in merito alla realizzazione del ponte di Messina si sono espresse le varie associazioni ambientaliste del luogo. Ce ne parlano i colleghi di Trapani. Non si arresta l'opposizione ambientalista al progetto del ponte sullo stretto di Messina. Le associazioni Lega Ambiente, l'IPU e WWF Italia hanno presentato un nuovo ricorso al TAR del Lazio contro il parere favorevole numero 72 emesso lo scorso 21 maggio dalla Commissione Via Vas contro la delibera del Consiglio dei Ministri del 9 aprile relativa alla cosiddetta relazione IROP. Le tre organizzazioni definiscono l'opera insostenibile, denunciando pesanti impatti ambientali e paesaggistici, elevato rischio sismico e costi in crescita già stimati oltre i 13,5 miliardi di euro. Un'offesa, dichiarano, a tutti gli italiani che ogni giorno affrontano le inefficienze di un sistema dei trasporti inadeguato. I legali delle associazioni Daniela Ciancimino, Elio Guarnaccia, Enrico Mantovani, Aurora Notarianni criticano duramente il parere della Commissione Via Vas, definendolo virtuale in quanto non basato su una valutazione tecnica completa. Particolarmente critico il nodo della valutazione di incidenza ambientale in fase di terzo livello, necessaria in presenza di impatti certi e non mitigabili su aree protette. Secondo Enrico Renti non sono state rispettate le tre condizioni previste dalla normativa europea per procedere con una valutazione positiva in deroga: assenza di alternativa al progetto proposto, motivazioni imperative di interesse pubblico prevalente, compensazioni ambientali reali ed efficaci. Nessuna di queste condizioni, affermano, è stata adeguatamente dimostrata. Le alternative esistono, sono state analizzate fino al 2022 citate negli stessi documenti ministeriali. Il secondo parere della Commissione inoltre risulta in netto contrasto con quello del novembre 2024 che esprimeva valutazioni negative per numerose aree vincolate e imponeva 62 prescrizioni, molte delle quali prevedevano a loro volta studi e monitoraggi di almeno un anno. Nessuno di questi approfondimenti, denunciano le associazioni, risulta completato. La Commissione, accusano, ha ignorato le sue stesse prescrizioni, esprimendo un parere favorevole basato su compensazioni ambientali teoriche non supportate da dati concreti o verificabili. Un'altra criticità rilevante è rappresentata dal rischio sismico. Il ricorso sottolinea la vicinanza del pilone calabrese del ponte alla faglia attiva di Cannitello, un'area ad elevato rischio geologico. Secondo le associazioni manca uno studio sismico indipendente approfondito corredato da test specifici.
Anche l'ISPRA, in un documento ottenuto tramite accesso agli atti, avrebbe segnalato l'incertezza sulla localizzazione e l'attività di numerose faglie nella zona, riconoscendo la possibilità che alcune siano ancora attive e potenzialmente in grado di generare terremoti significativi. Infine Legambiente, Lipo e WWF criticano l'iter accelerato con cui il progetto è stato approvato attraverso un voto di fiducia in Parlamento senza un reale confronto con i dati scientifici nel rispetto delle norme europee che impongono la verifica di soluzioni alternative. Il ponte sullo stretto, concludono, non può diventare un totem ideologico. Continueremo ad opporci nelle sedi legali e pubbliche ad un'infrastruttura che riteniamo dannosa, costosa e inutile. Madrea, la cooperazione in festa all'Orto Botanico di Palermo da oggi fino al 5 luglio, 3 giornate di dialogo e confronto sui valori cooperativi, sulla cultura, l'arte come motore di sviluppo tra telche, performance e workshop, sempre i colleghi di Palermo. Un'iniziativa importantissima si terrà stamani qui all'Orto Botanico di Palermo insieme a tutta la filiera agroalimentare in un anno molto importante per la Sicilia, essendo stata proclamata regione per la gastronomia europea per il 2025, ma sarà l'occasione per fare un'analisi sulla situazione dell'agricoltura e dell'agroalimentare di questa regione, sulle sfide, sulle opportunità, ma anche sulle tante minacce. In particolare oggi porterò al punto di vista nazionale, quindi mi concentrerò su quelle che sono le questioni europee che in questo momento ci preoccupano tantissimo, chiaramente da tutto il tema dei dazi e quindi su tutte quelle che sono le trattative che in questo momento l'Europa sta facendo in particolare rispetto all'America, ma anche sul tema delle tensioni internazionali che stanno comunque avendo delle ricadute sulle nostre filiere, ma parleremo anche di PAC. Il 16 luglio sappiamo che in Europa verrà presentato il bilancio e temiamo che la PAC finisca in un fondo unico e noi agricoltori questo non lo possiamo permettere. Abbiamo lanciato anche una petizione. 3 giorni di incontri, dibattiti, di feste, di concerti, di attività teatrale, di animazione per i bambini qui all'Orto Botanico di Palermo, una delle bellezze europee. La cooperazione la stiamo mettendo in piazza, vogliamo raccontare le nostre eccellenze nel campo dell'agroalimentare, della sanità, delle costruzioni. La cooperazione c'è quella cooperazione di Legacoop, noi riteniamo di essere un baluardo a favore della legalità e contro tutte le mafie. Questa giornata è l'apertura di Madrea, il Festival della Cooperazione Siciliana. Si parte con un cavallo di battaglia della cooperazione che è l'agroalimentare. Tante sono le cooperative che si occupano in campo agricolo, eccellenze delle varie filiere, e quindi raccontiamo al territorio e soprattutto mettiamo assieme queste eccellenze che sono appunto una parte bella della produzione, della vitalità, dell'economia della Sicilia. Oggi parte Madrea, domani altri temi fino a sabato, sono dei ragionamenti dal pensiero globale a quello che sta accadendo nel mondo con una centralità sul Mediterraneo, sull'Europa, fino ad arrivare a una battaglia locale, una battaglia che ci vede tutti occupati, che è il contrasto alla povertà educativa. Cosa può fare la cooperazione a partire dalla propria comunità per riorganizzarla e per dare un segno di vitalità e di vita all'intero paese. All'interno non solo workshop, non solo dibattiti, ma anche spettacoli. Si comincia domani sera con uno spettacolo di teatro dedicato alle donne per la parità di genere, contro gli stereotipi di questo duo torinese Mamme di Merda. E passiamo allo sport. La Castrum Favara presenta oggi il nuovo direttore sportivo è Totò Catania, riconfermando l'uscente allenatore Pietro Infantino. Ce ne parla meglio il collega Giuseppe Moscato. La Castrum Favara si presenta ai suoi tifosi, agli sportivi, unica squadra di Serie D dell'Agrigentino. Nella sala stampa intitolata al collega giornalista Salvatore Doro è stato presentato ufficialmente il nuovo direttore sportivo Totò Catania, già presidente della Gattopardo e DS dell'Acragas in Lega Pro. Assieme al nuovo direttore anche il riconfermato allenatore mister Pietro Infantino.
presenti all'incontro, coordinati dal responsabile della comunicazione Giuseppe Piscopo, i presidenti Rino Castronovo e Totò Marrone e il direttore generale Giuseppe Cusumano, unitamente a buona parte dello staff. Nel corso della conferenza stampa si è parlato dei programmi stagionali con un unico obiettivo: una stagione tranquilla senza dover aspettare l'ultima giornata per staccare il biglietto della permanenza in Serie D. Abbiamo realizzato le interviste che vi proponiamo. Sì, stiamo iniziando una nuova stagione, già siamo pronti, abbiamo fatto l'assetto societario, abbiamo confermato il mister Infantino, abbiamo preso il direttore sportivo Totò Catania, una persona esperta di calcio, non lo devo presentare io, già è conosciuto nell'ambito calcistico. Stiamo iniziando, la società è sana, mi ha dato piena fiducia di andare avanti, siamo l'unica squadra in provincia di Agrigento. Questo ci dà tanta soddisfazione, cercheremo di fare un bel campionato. Quello che voglio chiedere ai tifosi e a tutta la gente è di venire allo stadio, di cercare di passare una domenica tutti insieme, di portare bambini, donne e fare la domenica di portarle tutto allo stadio e essere una giornata di festa. Sì, intanto con l'occasione voglio ringraziare Attino Longo per questo 4 anni che siamo stati assieme, questa crescita che ha portato lui e per motivi personali, come voi ben sapete, poi lui ha deciso di fare più parte di noi. E abbiamo fatto questa scelta di Totò Catania, che subito ha accettato, chiaramente non ha bisogno di presentazione da parte mia. Che Castronovo Favara sarà? Sarà una intanto. Ritengo che già abbiamo più un anno di esperienza, quindi non siamo più una matricola, abbiamo una responsabilità in più in quanto rappresentiamo una squadra in provincia di Agrigento nella 4ª serie del campionato massimo a livello nazionale. Sarà una squadra di cui ci divertiremo sicuramente e faremo di tutto in maniera tale che la salvezza arriverà prima possibile. Ma sicuramente si è partito da alcune riconferme dei giocatori dell'anno scorso, si è partito dalla riconferma più importante che è quella di mister Infantino, un allenatore alla quale non solo mi lega una grande amicizia ma c'è una grande stima professionale, abbiamo già lavorato assieme, so il valore del tecnico e quindi quando la società mi ha chiesto che mi ha comunicato che voleva la riconferma di mister Infantino, io hanno sfondato una porta aperta, quindi ci siamo messi da subito a lavorare a testa bassa. Da quel momento non ho più lesionato un minuto del mio tempo per lavorare a questo progetto. Spero di arrivare a dare al mister Infantino prima del ritiro del precampionato almeno un buon 80% della rosa a disposizione. Qualcuno dei vecchi giocatori è stato riconfermato? Sì, l'abbiamo già comunicato tramite i canali social della società, ufficiali, con altri non abbiamo trovato la quadra, su qualche altro c'è stata invece una scelta tecnica, quindi però da già i riconfermati che abbiamo ufficializzato si lavorerà per allestire tutto il rimanente organico. Ma sicuramente sì, io ringrazio la società e il direttore per questa riconferma, ringrazio tutti i tifosi che mi hanno in questo periodo mandato messaggi di stima, che poi va al di là del ruolo che ricopro, va a rimarcare i valori umani, i comportamenti, la serietà, l'amore verso questa e il rispetto verso questi colori, e questo per me vale più di tante partite vinte. Credo che adesso rappresentiamo la nostra provincia e dobbiamo migliorare la situazione dell'anno scorso, faremo di tutto per onorare, come abbiamo fatto l'anno scorso, questa maglia. Abbiamo la responsabilità di non essere più la matricola, ma di riconfermarci in questa categoria, e lo faremo come piace a noi, con grande grinta, con grande voglia di essere protagonisti in campo, di essere propositivi, di essere ottimisti, di essere positivi, e io credo che
prenderemo giocatori che avranno questi valori, avranno queste capacità di essere aggressivi, ottimisti, ambiziosi e avere grande entusiasmo di sposare questa causa. Avete già iniziato il rapporto, chiamiamolo lavorativo, ma sicuramente di collaborazione con il nuovo direttore Catania? No, ma io ringrazio le parole che ha speso nei miei confronti, credo che c'è una stima che va al di là del calcio, una conoscenza degli uomini, può fare solamente bene questa conoscenza. Abbiamo iniziato questo discorso anche lavorativo, abbiamo le stesse idee, vogliamo giocatori che hanno gli stessi valori nostri e faremo quelle scelte che la gente sarà orgogliosa delle persone che porteremo a Favara. E questo è tutto per TV1 Notizie di oggi. Vi ricordiamo che i nostri programmi si possono vedere in tutta Italia sul canale 268 del digitale terrestre per chi ha la Smart TV, in streaming sul sito www.televideoagrigento.tv e il telegiornale sul canale 93 di Video Sicilia alle 15 e alle 20 con replica la mattina alle 9. Inoltre i nostri servizi si possono visionare sul canale YouTube di TVA Televideo Agrigento. E questo è tutto per oggi e vi auguriamo una buona serata.